Partirò sicuramente dalla scelta degli autori, dallo studio degli autori, dei poeti, degli scrittori, partirò dalla centralità dell'attore nella messa in scena e nella produzione artistica e partirò dalla costituzione di un ensemble, cioè la partecipazione di tutto il teatro al dialogo costante, continuo su ciò che deve essere il futuro di questo grande teatro. È grandiosa l'opportunità che abbiamo davanti, perché questa regione offre delle infinite possibilità. Ci sono 3 teatri meravigliosi in 3 città molto diverse, delle quali una è Venezia. Ora, voi sarete abituati a Venezia, io no, non la do per scontata, è un luogo straordinario e irripetibile nel mondo. Molti, insomma anche nomi noti, oggettivamente gli hanno fatto un in bocca al lupo. Tutte persone con cui lei ha lavorato, prevede già delle collaborazioni anche, diciamo, trasportate qui in Veneto? Ma io ora non mi posso sbilanciare, però diciamo che sì, prevedo continue collaborazioni. Ora non so se proprio con le persone che avete visto, quelle persone che avete visto prima sono persone con le quali ho condiviso diverse esperienze della mia vita e sono amici, sono persone con le quali insomma ho condiviso cose importanti della mia vita professionale e certamente ci saranno sì, degli scambi e delle collaborazioni con artisti nazionali di fama, però senza per forza inseguire la loro fama, ma per inseguire il loro talento e la loro arte. La sua esperienza di attore come l'aiuterà in questo nuovo incarico? La mia esperienza di attore è la mia esperienza più profonda, diciamo, è la parte più intima di me e quindi ed è quella che ho sempre, anche in tutti questi anni di regia, ho sempre cercato di far prevalere, diciamo, nella conoscenza e nella condivisione con gli attori e con gli artisti, con gli scenografi e tutto, perché la conoscenza il mio essere attore è la conoscenza del palcoscenico, è che cosa vuol dire lo scambio ogni sera con il pubblico. Noi non facciamo un lavoro, anche se molti magari dei miei colleghi l'hanno frainteso oppure non capito fino in fondo, però noi non facciamo un lavoro che è solitario, noi facciamo un lavoro che necessita di uno scambio ogni sera con le persone che ci vengono a vedere. Non può essere la stessa cosa tutte le sere, perché ogni sera le persone sono nuove e lo spettacolo va fatto per loro, per quelli lì, ogni sera. E per questo dico, la mia esperienza di attore è il mio, diciamo, detto sinteticamente, è il mio sguardo nei confronti del pubblico, nei confronti anche della città, del luogo, della terra nella quale viene fatto lo spettacolo.